Siamo un partito che discute, che al suo interno ha delle diversità di vedute e che deve rappresentare 44 comuni della provincia di Venezia. Per questo motivo, ci dice Michele Mognato, segretario uscente ora deputato, la scelta di una candidatura condivisa ha richiesto del tempo. Su Marco Stradiotto, che è una persona che è di esperienza ma anche giovane, Marco ha 48 anni e quindi come la persona che in questo momento è più adatta per costruire il futuro del Partito Democratico. Dopo aver concluso l'esperienza da senatore, Stradiotto è pronto per questo impegno. Riuscire in questa fase a far comprendere che il Partito Democratico non è utile fine a se stesso ma è utile per la società, e questo è il lavoro e la sfida che noi avremo davanti. Per svolgere il suo compito, Stradiotto chiede il supporto di tutti. In primo vorrei che ci fossero gli amministratori locali, che saranno i primi sensori del territorio insieme con i segretari dei circoli ad aiutarci in questa sfida che abbiamo davanti per tentare appunto di far diventare e far percepire la politica come necessaria e non come un peso. Il lavoro che per molti non c'è più è la prima preoccupazione di Stradiotto. Bisogna cambiare gli enti territoriali per farli diventare attraenti per gli investitori. In maniera che siano recettori di possibili investitori e non che li facciano fuggire, cosa che quello che capita. Purtroppo noi abbiamo tantissime aziende che stanno scappando perché trovano al di fuori del nostro paese meno burocrazia, meno tasse e meno difficoltà. Stradiotto fa una importante autocritica. Non è detto che tutte le idee che abbiamo siano proprio le più giuste, probabilmente qualcuna la dobbiamo anche cambiare. Così il PD potrebbe anche conquistare la regione alle prossime elezioni del 2015. Il PD deve essere protagonista di questa sfida, ce la si può giocare, certo bisogna crederci insomma, e bisogna prepararsi per tempo.